Giovedì l'addio a Mara, venerdì quello a Miriam. 24 ore separeranno il saluto della comunità alle due amiche che hanno condiviso il tragico destino dello schianto sul terraglio, l'auto di Ronny Levakovic come un proiettile sulla loro vettura. La procura non ha ritenuto necessario far svolgere l'autopsia e ha dato il nulla osta alla sepoltura. Nella chiesa arcipretale di Preganzioli il 31 marzo alle 15 i funerali di Mara Visentin. Il 1° aprile, sempre alle 15, ma nella chiesa parrocchiale di Conscio di Casale sul Sile, la cerimonia per Miriam Cappelletto. Sarà il momento del ricordo e del dolore in attesa che le indagini mettano il 25enne rom di fronte alle sue responsabilità. La procura nelle prossime ore disporrà una perizia cinematica per ricostruire l'esatta dinamica, le cause e tutte le responsabilità in capo al 25enne che potrebbe dover rispondere di diverse altre aggravanti, a partire dalla velocità, fermo restando che si attendono sempre gli esiti degli esami tossicologici per verificare se si trovasse anche la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. I familiari di Mara Visentin, che si sono affidati allo studio 3A, fanno una richiesta precisa. Chiediamo che sia fatta giustizia, dicono, speriamo che la magistratura vada fino in fondo a quello che è successo, che le autorità intervengano seriamente e che non si risolva tutto nel solito gran polverone dei primi giorni per poi dimenticare e chiudere tutto. Non solo per Mara e per Miriam proseguono, ma perché crimini del genere non devono più ripetersi. Persone come queste, che non hanno rispetto per la vita altrui, vanno fermate e punite. Poteva capitare a una famiglia con bambini piccoli o a una scolaresca.